La più cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con la cronaca, purtroppo con incidenti sul lavoro. È caduto da una scala ed è morto un uomo di 64 anni che stava lavorando al padiglione 1 della fiera di Ropero, dove martedì aprirà il Salone del Mobile. L'incidente è avvenuto oggi dopo le 14:30 sul posto polizia e personale del 118 che ha trovato il 64enne in arresto cardiocircolatorio. È stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano mentre si tentava di rianimarlo, ma poco dopo è stato dichiarato il decesso. Sul posto anche i tecnici dell'ATS, da accertare se l'uomo sia caduto a causa di un malore o se la morte sia stata causata dalla caduta. Intanto momenti di paura sono stati vissuti questa mattina anche in un cantiere edile alla periferia di Saronno per un altro infortunio sul lavoro. In questo caso è rimasto ferito un operaio di 53 anni. L'uomo è inciampato e è caduto sbattendo la schiena su un ponteggio senza per fortuna cadere dal ponteggio stesso. Nel giro di poco tempo è arrivato l'elisoccorso che ha trasportato l'operaio all'ospedale di Como. Sul posto anche la polizia locale che si sta occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ancora cronaca, problema sicurezza a Saronno. Scippo in via Padre Reina, ad essere presa di mira un'anziana che camminava da sola sul marciapiede. Uno sconosciuto le ha strappato dal collo la catenina ed è scappato dileguandosi nelle strade vicine. Sul posto i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della vittima ed hanno avviato le ricerche in zona del malvivente, che però non è stato trovato. Si tratta del terzo episodio simile nella stessa zona nel giro di pochi mesi. Voltiamo pagina, Busto Arsizio. Il degrado del centro storico di Sacconago è evidente, diversi gli edifici fatiscenti. L'occasione per una riqualificazione potrebbe però essere offerta dai superbonus e dagli incentivi della regione. Ci spiega tutto in questo servizio Francesco Inguscio, immagini di agenzia Blitz. Piazza San Donato, via Don Enrico Tazzoli, via Biagio Bellotti. Siamo nel centro storico di Sacconago, un luogo che attende da anni di essere rilanciato. Impresa tutt'altro che semplice. I proprietari dei fatiscenti edifici che costituiscono il cuore del quartiere sono infatti ben poco propensi a intervenire con delle ristrutturazioni che costerebbero un salasso. Sta però passando un treno da non perdere, quello del super bonus 110% e degli incentivi della regione per favorire la rigenerazione urbana. Sarà la volta buona per rimettere a nuovo Sacconago? Svolta per il master plan dell'aeroporto di Malpensa e quindi per l'ampliamento della Cargo City nell'ambito dello sviluppo dell'aeroporto da qui al 2035. Lunedì, infatti, in regione si firma il protocollo con i comuni. Ora manca soltanto una delibera del Consiglio regionale per portare il parere favorevole della Lombardia sul tavolo del Ministero della Transizione Ecologica. Siamo a Varese, Street Food Festival, si chiude domani alla Schiranna, ma gli organizzatori già oggi possono tracciare un primo bilancio molto positivo, tanto che si pensa già alla prossima edizione. Il servizio è stato realizzato da Adriana Morlacchi con immagini di agenzia Blitz. La Schiranna è stata promossa come location perfetta per ospitare eventi. Lo conferma il grande successo che sta riscontrando l'Urban Lake Street Food Festival al suo debutto in Piazzale Roma. La manifestazione si chiuderà domenica dopo 4 giorni di tutto esaurito, ad eccezione di venerdì a pranzo a causa del maltempo. Gli organizzatori sono così soddisfatti da voler già fermare le stesse date il prossimo anno, magari ampliando l'evento con una selezione ancora maggiore di ristoranti viaggianti. Rispetto a Piazza Repubblica, la nuova location della Schiranna offre più possibilità di parcheggio gratuito e maggiore ombreggiatura. Neanche a dirlo riscuote successo il panorama con il lago a un passo, che fa pensare alle vacanze. Tra le pietanze preferite dai varesini, lo gnocco fritto, molto richiesti anche arrosticini e bombetti. Piace anche l'etnico con le proposte del banco peruviano e messicano. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento si rinnova domani con il TG domenicale delle 19. Buona serata.